senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo, domani un altro giorno arriverà. Voglio trovare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo, domani un altro giorno arriverà. Domani un altro giorno ormai è qua. Voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Ah. Domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo, domani un altro giorno arriverà. Domani un altro giorno arriverà. Domani un altro giorno. E questa era la prima canzone. Bentrovati amici di Veneto Globe, bentrovati anche amici di RC Radio che ci ascoltate sulle frequenze 90.6. Siamo in onda, siamo in diretta, siamo a San Vendemiano in occasione di Magie d'Inverno, questo evento che ormai ci vede protagonisti già da un bel po'. Noi siamo qui tutti i weekend da circa un mesetto e la cosa è meravigliosa perché tutti i giorni abbiamo la possibilità di vedere e fare delle cose insieme a voi che ci ascoltate da lontano, ma anche insieme a voi che siete qui presenti a Magie d'Inverno. E oggi c'è un sacco di gente, noi siamo felici, c'è un sacco di gente fuori alle casette, c'è un sacco di gente dentro la pista, anche se in questo momento sta per essere ripreparata come avviene ogni giorno, perché dalle 16:30 alle 17 la pista viene risistemata grazie alla macchina rasaghiaccio che c'è a disposizione in questi 800 metri quadri di pista che ormai vi abbiamo presentato più di una volta, ma c'è tanta gente anche dentro. Ecco, la vedete la macchina rasaghiaccio che sta sistemando la pista. Chiedo alla regia, possiamo far vedere anche l'interno della struttura dove ci sono tanti tavoli e tanti giochi per i bambini? Ecco qua, ecco qua. Tra l'altro vedete anche allestito una cosa strana, una cosa nera sotto di voi. Ecco, lì tra poco ci sarà anche uno spettacolo di cabaret. Loro si chiamano i Fratelli di Babbo Natale.
e quindi avremo sicuramente uno spettacolo di cabaret legato al periodo natalizio decisamente interessante, e già tanta gente è arrivata per partecipare a questo evento. Tra poco avremo anche degli ospiti qui insieme a noi, avremo un ospite prestigioso che riguarda proprio l'organizzazione degli eventi qui a San Vendemiano, ma a seguire avremo anche degli ospiti musicisti miei carissimi amici davvero davvero grandi. Ve li presenterò tra poco, intanto continuiamo con la musica, arriva I Got a Feeling, Black Eyed Peas. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's get off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, losing all control. Fill up my cup. Mazel tov. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. 'Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like oh my God. Like oh my God. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it, move Just it. take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Feel the shot. Body rock. Rockin' don't stop. Round and round. Up and down. Around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Friday, Saturday to Sunday. Get well. You know what we say. Party every day. Party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm sitting here in the boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car, I'm driving too
tight, put myself into bed where nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I get another toy and everything will happen. And you wonder how, wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. And I wonder how, wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon. Ritorniamo in diretta, amici di Veneto Globe e amici di RC Radio. Abbiamo qui poi peraltro davanti a noi un altro amico grande di RC Radio. Buonasera Antonio. Lui è al di fuori della nostra casetta studio, lo saluto, poi magari lo invitiamo anche a dire due cose. Ma è arrivato uno degli ospiti che vi avevo già annunciato poco fa. È arrivato Beppo Scotton insieme a noi. Prego, avvicinati un po', guarda, questo è il tuo microfono. Ecco, Beppo, mi hanno raccontato qualcosina su di te. Io so che tu fai parte, sei uno dei fondatori del gruppo Giovani qui di San Vendemiano, è corretto? Esatto, è corretto, un gruppo giovani che allora eravamo giovani, si è formato nel 75, Qualche anno ormai, un po' di anni fa, una quarantina diciamo, quarantina dai, così, sì. che volano via, e siamo qua alle magie d'inverno anche noi a contribuire un po' sulle varie manifestazioni. Certo. Una in particolare, la Una racconteremo particolare. tra poco, è quella proprio che riguarda il 31 dicembre, quindi il cenone di Capodanno a fine del 2019 e l'inizio del 2020. Esatto. Ora, io ho davanti a me anche il vostro volantino, dove c'è anche il menù. Lo vogliamo raccontare insieme? Lo leggo io? Sì, perché io non sono capace. Ok, allora leggiamo, c'è un aperitivo di benvenuto, poi sicuramente un antipasto per tutti, poi si passa allo spiedo. Che è la nostra specialità. Ah, vedi allora, che è comunque un fiore all'occhiello anche questo. Acqua, vino, frutta e caffè, tutto compreso. L'avevamo già raccontato, c'erano due tipi di prezzo ovviamente per adulti e per i più piccoli. Gli adulti pagano 30 euro, quindi comunque un prezzo assolutamente Accessibile. conveniente e vantaggioso. I bambini solamente 15, fino ai Esatto. 10 anni per dire, poi da lì in su Dopo mangiano. mangiano forse più dei grandi a volte. Di conseguenza bisogna starci dentro sui prezzi. Ecco, allora Beppo, parliamone un attimo, da quanto tempo organizzate questo tipo di cenone voi di Capodanno? Cenone sono 5 anni che partiti, l'abbiamo messo dentro nel programma di Magie d'inverno, visto che le richieste c'erano e visto che c'era una buona partecipazione e abbiamo continuato, poi abbiamo anche dato in gestione a altri Sì, in modo di farsi anche noi un po' di feste l'ultimo dell'anno. giustamente. Però lo spiedo c'era sempre perché il perno è lo spiedo. Dopo c'è un po' di contorno attorno allo spiedo. e Giustamente. basta. Uno viene là, mangia e poi alla mezzanotte può uscire. Che c'è Perché la festa continua in piazza, qui, no? c'è Magie la festa, d'inverno. con Radio Company. Oh, e anche questo è diventato ormai un fiore all'occhiello di San Vendemiano, perché tutti gli anni c'è l'animazione, il divertimento offerto da Radio Company. L'utile e il divertevole. Giustamente, e quindi ricordatevi, musica e animazione con i DJ di Radio Company, quindi se siete affezionati a questa radio e la ascoltate spesso, venite a trovarci qui a San Vendemiano perché ce ne sarà per tutti i gusti e ci sarà poi chiaramente alla mezzanotte un grandioso spettacolo pirotecnico. Esatto. Non lo organizzate voi No, questo no, però? no, noi Ok. lo guardiamo questo. Lo guardate e poi andate Noi a no. lavare i piatti, immagino, Esatto, perché... stavo dicendo quello. perché la cena poi prevede un prima e anche un dopo, che è la parte più noiosa, più forse. noiosa proprio, perché anche a una certa ora dopo, però Eh beh, ma giustamente è così. Una impegna curiosità bene. mi viene in mente, per preparare uno spiedo fatto in un certo modo, quanto tempo ci vuole? allora noi abbiamo un sistema che
dico in dialetto, Sì, anzi. se lo metti in conza, Esatto. cioè prende i suoi aromi e poi viene messo al fuoco, fuoco di legna proprio, Certo. non al forno, Fuoco vero, diciamo. fuoco di legna, e circa 7 ore. 7 ore, quindi dovete comunque iniziare per un po' l'ultimo prima. a mezzogiorno accendiamo i fuochi e avanti E si fino alle parte. 7 e mezza, e poi lo tiriamo giù pronti per le 8 a dispensarlo qua alle mense. Esatto, perché non l'abbiamo detto, tutto questo cenone viene presentato nella mensa della scuola elementare di San Vendemiano, che è in via De Gasperi. Sì, qua a fianco. Qua a fianco a noi, insomma, noi lo diciamo anche per chi non conoscesse magari Magie d'inverno e quindi non fosse ancora arrivato a godere di tanta roba, perché ce n'è, l'abbiamo detto, c'è il villaggio di Natale con le casette, poi c'è la pista di pattinaggio sul ghiaccio, sono 800 metri quadri di pista che nessuno ha, nella nostra zona se non altro. No, Quindi, non ne ho viste in giro. No, non ce ne sono. Abbiamo scoperto poi nel corso dei vari weekend nei quali siamo presenti anche noi che ci sono 2 squadre, se non di più, sia di hockey che poi di pattinaggio artistico, che stanno portando ottimi risultati. E questo è un merito che va a San Vendemiano, dato che non è una città montana, noi lo sappiamo. Siamo abituati magari a sentire, che ne so, Cortina, Pieve di Cadore, Feltre, dove ci stanno... Forse andranno in competizione con quelle là, se andiamo avanti così. Infatti la E cosa la meritevole squadra è proprio ben questa. fornita. Non è una pista permanente, giustamente perché poi i mesi freddi sappiamo quali sono. Sì, Però- fino a marzo tiene botta. e dopo- Esatto, fino a marzo tiene botta, come tutti gli eventi poi di Magie d'inverno che continuano fino al carnevale. Quindi questa è un'occasione assolutamente per tutti per poter godere di una pista vera di pattinaggio. Sai Beppo, l'abbiamo detto nei vari interventi che abbiamo fatto, che altri comuni hanno cercato di copiare, imitare, comunque di portare anche loro una pista di pattinaggio all'interno del proprio comune. Per carità, va benissimo, ma chi vuole provare la pista vera solo qua la trova. Pista grande e vera è questa. Io l'ho vista in giro, ancora piccoline, sono anche quelle, sembrano ben gremite perché sono piccoline. Certo, Tiene appunto. Invece qui è No, ben questa- gremita perché è ben gremita veramente. Questa è un po' grandina, penso sia regolare come campo, come tutto. Perché Abbiamo fanno delle partite. immagini, riusciamo a far vedere, adesso non c'è nessuno ancora in pista perché c'è la mezz'ora di pausa che serve, appunto, lo dicevamo, per Pulirla. ripristinare la pista. Qui c'è una macchina rasaghiaccio, peraltro, che anche questa le altre non hanno. Qui c'è e permette proprio di tirare a lustro, mi piace dire, la pista, in modo da poter usufruire del ghiaccio nel migliore delle condizioni. La vedete, ecco, la macchina forse ha finito in questo momento. Alle 5, poi alle 17 partirà il secondo turno, anzi il terzo della giornata. Gli orari non li so. So che Credo fanno- sia il secondo turno pomeridiano, poi ce n'è uno anche serale, quindi se uno vuole dalla mattina alla sera può pattinare. Questa è assolutamente una cosa molto importante. Io insieme a te però, Beppo, vorrei ricordare nuovamente, dato che sei qui e dato che tu insieme al gruppo giovani ti occuperai del cenone dell'ultimo dell'anno, vorrei invitare tutti. C'è da prenotare, peraltro? Domanda? Sì, sarebbe... Diciamo che sono anche gli ultimi secondi, minuti, Eh. l'ultima giornata. Quindi c'è ancora Domani qualche chiudiamo. posticino. Sì, posti ci sono. Allora, se volete, informatevi bene bene e venite a prenotare il vostro cenone di Capodanno qui a San Vendemiano. Sì, alla Ve l'abbiamo casetta. detto. L'antipasto, l'aperitivo di benvenuto, chiaramente quello è doveroso, e poi uno spiedo che già mi fa gola. Te ne metterò via Bravo. 4 pezzetti. Sì, dai, perché mi se- bastano. se- Sì. Si mangia anche troppo durante le ferie, quindi va bene così. Va bene. Beh, poi io ti ringrazio e ricordiamo a tutti: 31 dicembre, il cenone di Capodanno insieme al gruppo giovani di San Vendemiano. Venite perché la festa è grande, si mangia, ci si diverte, c'è lo spettacolo pirotecnico, insomma, più di così direi che non ce n'è. Gruppo giovani Cosniga, non di San Vendemiano. Ah, Beh, ecco, perdona. Allora, Cosniga, lo perché- diciamo, perché è c'è una anche il frazione. gruppo giovanile di San Vendemiano, solo per quello. Che è un'altra cosa, Sono ecco, più giovani. devi perdonarmi, ma mi avevano no, dato no, questa sì, sì. indicazione, e No, quindi... ma è giusto. Una cosa dopo voglio Certo. dire, che al 19 gennaio concludiamo il nostro programmino di festeggiamenti Sì? con il Palio delle Contrade. Ah,
nel Borgo Lissandri, qui a un chilometro, dove siamo noi alloggiati con la nostra sede. Nella sede Tutto quella- principale. E ora invito anche là perché ci sono delle belle cose, degli animali, c'è dei mezzi d'epoca, intrattenimenti, di passare una bella... E anche là la specialità è lo spiedo. Giustamente. Ci beh, ripetiamo perché bisogna tenersi in allenamento per fare lo spiedo buono. Chiaro, chiaro. Dobbiamo farlo sempre. E anche in questa occasione direi che lo spettacolo è aperto a tutti, grandi e Sì, piccini. sì, no, è tutto libero, sì. Ci sono problemi di... Solo chi vuole mangiare deve solo prenotare e basta. Giustamente. Quindi per prenotare tu hai qualche riferimento, qualche numero che possiamo dare? Sì, SNI? posso darti il mio, però sui volantini che escono ci sarà un numero apposito Giusto. che dopo o io o la segretaria ci passiamo il telefonino. E allora facciamo una cosa più bella ancora. Venite a Magie d'inverno a San Vendemiano, prendete il volantino, trovate i riferimenti e telefonate. Non c'è ancora il volantino. Non c'è ancora per il 19, non c'è, il però 19. immagino che per il 31 Ah, ci per il sia 31 qualcosa. sì, si può prenotare a casetta Butterbrock che è qui. Ah, di fronte. ecco, l'abbiamo anche E conosciuti gli da- amici di Butterbrock Esatto, qui, da sì. Enrico là, e lui ha tutto, sa tutto, fa tutto e basta. E allora venite, divertitevi e E prenotate. mangiate. Grazie mille. Grazie a Grazie te, Beppo. ciao. Alla prossima occasione. Ciao, grazie. Noi andiamo avanti, intanto ci ascoltiamo ancora un pochino di musica, poi arriveranno gli altri ospiti di cui vi ho parlato, che in questo caso sono proprio musicisti e con loro di musica parliamo e musica tanta ne ascolteremo. State con noi, Veneto Globe RC Radio, a tra poco. Man, it's a hot one, like 7 inches from the midday sun. Well, I hear you whispering the words to melt everyone, but you stay so cool. I'm on your guitar, my Spanish Harlem Mona Lisa. You're my reason for reason. The step in my groove now. And if you said this life ain't good enough, I'll give my world to lift you up. I could change my life to better suit your mood. 'Cause you're so smooth. And it's just like the ocean under the moon. It's the same as the emotion that I get from you. You got the kind of loving that can be so smooth. Yeah, give me your heart and make it real, or else forget about it. But I'll tell you one thing. If you would leave, it'd be a crying shame. In every breath and every word, I hear your name calling me out. Well, I'm from the barrio. You hear my rhythm on your radio, and you feel the turning of the world, so soft and slow, turning you round, round. And if you said this life ain't good enough, I'd give my world to lift you up. I could change my life to better suit your mood. 'Cause you're so smooth. And it's just like the ocean under the moon. It's the same as the emotion that I get from you. You got the kind of loving that can be so smooth. Yeah, give me your heart and make it real, or else forget about it.
senza età, senza sesso crescerà, per la vita una splendente vanità. Splendida, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente, tutto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, splendente, splendido, splendente. Sono splendida, splendente, io mi amo finalmente, ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Oh. Come sono si vedrà, uomo o donna senza età, senza sesso crescerà, per la vita una splendente vanità. Splendida, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente, tutto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, splendente, splendido, splendido. E come promesso sono arrivati anche gli ospiti, li vedo qua davanti, non sono ancora pronti. Io solo per dire due parole, per dire che intanto è iniziato anche lo spettacolo che c'è all'interno della nostra struttura e sono i fratelli di Babbo Natale. Voi non li vedete, o meglio li avete visti prima nelle immagini solamente da dietro, perché questa è l'inquadratura, ecco, li vedete anche in questo momento. Sto aspettando questi ragazzi, entreranno, si prepareranno e poi facciamo un'intervista lunghissima, perché loro sono bravi, bravi e anche bravi. Anche quello, vabbè dai, poi lo raccontate, vai. I was so high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, then turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I
I could be staring at somebody new. Stuck in my head is a picture of you. You were the thunder, I was the rain. I wanna know, will I see you again? I said I love you, you said goodbye. Everything changes in the blink of an eye. It's been a while, I still carry the flame. I wanna know if I see you again. Vieni con me, Vieni con me. io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me. I could put a little stardust in your eyes. And put a little sunshine in your life. Give me a little hope you feel the same. And I wanna know will I see you again? if I I see feel like you a fool, 'cause you're again. not even there. I'm writing the song and you don't even care. Throw me a lifeline, open the door. Pick up my heart that you left on the floor. On the floor, On the floor. io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me. I could put a little stardust in your eyes. And put a little sunshine in your life. Give me a little hope you feel the same. And I wanna know if I see you again. Funny how the time goes rushing by, and all the little things we leave behind. But even then, in everything I do, it's a little bit of me and a little bit of you. When will I see you again? 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 When will I see you I could put a little stardust in your eyes and put a little sunshine in your life. Give me a little hope you feel the same. Voglio sapere se tu vieni con me. When will I see you again? Vieni con me. Mica Stardust, ve le ho portate delle stelle vere, ve l'avevo promesso, promessissimo, eccoli qua. Ciao Andrea, ben arrivato, Andrea C è con noi. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Come buonasera. va? Bah, io direi bene, fa freschino fuori adesso. Sì, anche Una qua bella- dentro in realtà. I bella giorni temperatura. scorsi stavamo meglio, ma era una temperatura più primaverile che Sì, invernale, sì, ma non sì, importa. No, bene, vedo qui siete attrezzati con la festa, insomma, mi pare. Siamo no? attrezzatissimi, hai visto, Magia d'inverno offre emozioni di ogni tipo, ci sono le casette, il villaggio di Natale, vedo. c'è la pista di pattinaggio che ormai abbiamo osannato a sufficienza, sono 800 metri quadri di pista sul ghiaccio, pensa un po'. Boh. E poi all'interno qui della nostra struttura, come vedi, c'è anche oggi uno spettacolo di cabaret dedicato a grandi e piccini. Ho visto, bene. Ce n'è bene. proprio per tutti i gusti, ma per gli amici di Veneto Globe e di RC Radio è arrivato a trovarci Andrea Cia insieme a... li presenti tu? Sì, volentieri, insieme a Melita, Grossi. Non ti ho Ecco. accesa ancora, Ecco. adesso vai. Adesso c'è. Buonasera a tutti. Ecco. Buonasera a te. E Cristiana Cia. C'è lo stesso Buonasera. nome mio perché... come mai? c'è un perché, C'è? C'è un perché lei è mia nipote e insieme a Melita sono le due coriste che fanno parte del mio progetto musicale, insomma. Ecco, allora siamo arrivati proprio a parlare di questa cosa che è fondamentale, il tuo progetto musicale. Tu sei un cantautore? Sì, Possiamo assolutamente. dire Sì, così? sì. E proponi brani tuoi, quindi scritti, arrangiati, Sì, prodotti, sì. insomma è tutto Certo, sì. by Andrea Cia. Sì. E oggi ci farai sentire anche delle cose. Sì, faremo sentire qualcosina. Io intanto parto subito con ringraziarti Ma ci mancherebbe. per averci invitati qui.
Oggi spero di avere l'opportunità di parlare del nuovo progetto che sta per uscire a gennaio, Certo. 25 gennaio. C'è già un singolo che sta girando che anticipa l'album. Il progetto si intitolerà 25, perché il prossimo anno sono 25 anni di musica per quanto mi riguarda. E quindi ho pensato di fare questa cosa, ma insomma, Certo. poi ne parliamo più approfonditamente. Quindi possiamo dire che sono 25 anni di attività. Questo Sì. non vuol dire che sei anziano. Assolutamente no. Quindi non diciamo l'età perché non No, importa. no. Non importa, lui è giovane, giovanissimo, Dentro. ha iniziato presto. Dai, Sì, ho iniziato presto, sì. Io immagino che se tu avessi iniziato a 5 anni a suonare con il tuo progetto, oggi Certo. ne avresti 30. No? Certo, no, E sei 5 no, ma giovanissimo. aggiungine 9, 14 anni, 15 anni eh. ho già cominciato a suonare, sì. Varie formazioni, varie cose. Era, diciamo che prevalentemente era prima anni 90, quindi 94 Ok, come ok. datazione. Ecco, no? io ti posso dire che avevo 10 anni all'epoca. Ecco, vedi mo? Vedi? Sì, 10 giusti. Volevo fare una cosa intanto insieme Sì. a voi, anzi vi invito a farlo, anche se siamo in diretta non importa. Sì. Se tirate fuori i vostri telefonini possiamo condividere insieme Sì. questa diretta che stiamo facendo, di modo che più siamo meglio stiamo, Assolutamente, giusto? assolutamente. Ci conosciamo in più. Tanti possono ascoltare la tua musica, il tuo progetto, no? Certo, del quale certo, ci parlerai tra pochissimo. Quindi vi invito ad entrare su Veneto Globe e a condividere questa diretta. Vedete voi come ormai i metodi sono. Guarda che bravi, tutti. I metodi sono tanti. Si può fare una condivisione semplice, si può fare un video party, come si suol dire oggi, non è vero? Ok. Ecco, io non so se lo vedo ancora. Ce l'abbiamo già la diretta? Non lo so, stavo chiedendo al nostro regista se effettivamente no. Vedo la vecchia diretta ancora, quindi probabilmente non è ancora partita? Su Facebook, sì, su Facebook. Era importante fare questa diretta su Facebook. Dovete capire che noi abbiamo qui la nostra casetta studio e poi abbiamo una regia, oltre a questa Certo. che voi vedete solo voi perché è nascosta alle camere, una regia da qui che ci manda fuori, e poi abbiamo il nostro studio vero nel quale abbiamo i registi, quelli veri, quelli importanti, che ci dovrebbero condividere anche sui social. Probabilmente non è partita questa cosa, ma tra pochi secondi lo faremo, non è un problema. No, assolutamente. Tanto non abbiamo detto troppo fino adesso. No, va bene. Non abbiamo detto troppo. Ho visto che è sparita anche un'altra persona che non abbiamo salutato invece. No, infatti è sparito, ma è una persona tra l'altro che, per quanto mi riguarda, per il mio progetto personale, è stata, dire fondamentale, quasi a dire poco, secondo me, perché veramente mi ha aiutato in tutto e per tutto, e nella gestione anche della band e nella gestione poi della composizione, Certo. in studio di registrazione, ma noi comunque ci conosciamo già da un bel po' di anni che collaboriamo. Quindi lo salutiamo, Filippo Ceresa. È Filippo Ceresa, ecco. che oltre che essere una persona splendida, ovviamente è anche un batterista molto ben preparato. Assolutamente. Noi sappiamo, insomma, titolare anche delle scuole, no? di musica. Poi magari con musicarea. Melita, che Sì. collabora anche lei Sì. con la Musical Academy, Esatto. potremmo parlare. Collabora anche con Filippo, tra l'altro, collabora Sì? con Filippo, Ah, sì. In che senso? In Collaborano. tutti i sensi io collaboro con Filippo. Collaborano talmente tanto che tra un po' succede qualcosa. Aia, Che tra un anche po' succede voi, qualcosa. no. No, fatelo, io ci sono già passato un po' di anni fa. Manca Vedi, ancora no? qualche mese comunque. Sì. È come un parto, 9 mesi. 9 mesi, Esatto. sarà un parto. Esatto. No, non prendetela così che poi va peggio. No, peggio non per voi, ma sale l'ansia, no? Sale l'ansia, No, sì. ma noi siamo tranquilli. Tu pensa che io ho organizzato tutto in 5 mesi e mezzo. Ma guarda, noi Bam, siamo, bam, a buon, bam, fatto, noi via. siamo a buon punto. Bravi. Mancano poche cose. Così Esatto. poi vivete gli ultimi giorni con calma e tranquillità. Si senza spera. stress. Un bel passo, io sinceramente gliel'ho detto, sono felice per loro, insomma. Assolutamente. Ci sarai? Ti hanno invitato? Ma mi hanno detto che dovrei esserci. Ah, come me, Gli quindi, sì. inviti ancora non sono stati fatti, ma Ah, arriveranno, ok. arriveranno. No, perché qui Dovremmo si parla esserci. tanto, no? Ah, guarda, poi- ci sposiamo, meraviglia. Ok, dov'è il pezzettino Poi- di carta? Poi passa, è con un l'invito? attimo, è un attimo. Arriva un attimo, insomma. A parte è che ancora quando arriva presto. l'invito poi è un dramma per noi perché pensa al regalo. a Cosa come gli fai a sti vestire. due? Capito? Cosa Cioè, gli fai?
Vabbè, si meritano tante cose in realtà. Poi Melita, se ti va, comunque non invitiamo Filippo perché sappiamo che lui non ama stare al microfono, davanti alle infatti. telecamere, no. Però se vogliamo dire due cose più avanti sulla Sì, Music Area certo. possiamo farlo. Certo, anche perché saremo qua l'11 gennaio. Ecco, ed E è un quindi- evento che c'è tra l'altro nel volantino di Magia d'inverno, quindi di tutti gli eventi che ci saranno da qui fino a marzo, l'11 gennaio vede anche protagonista la Music Area. E ne parleremo tra poco. Non so se è partita la diretta, io chiedo sempre conferma, dicono di sì. Allora io vado a rivedere all'interno nella nostra pagina Faccia Libro. Faccia libro. Mi piace parlare italiano, italianizzare Vediamo. anche queste cose. E vediamo se siamo in diretta. Pare proprio di sì, ragazzi. Siamo veramente in diretta e quindi io avvio già un video party. Perfetto. Che meraviglia. Hai visto che cosa bella? Si è avviato il video party. La tecnologia, vedi? Sì, in realtà lo fermo perché non so dove sto andando in onda. Ok, avvia video party. Sì, perfetto, lo rifaccio. Benissimo. Ok, quindi adesso ci sentono e ci vedono tutti. ci siamo. Ed è importante, quindi ritorniamo, dato che è partito il video party, a presentare nuovamente Andrea Cia. Sì. L'abbiamo detto poco fa, un cantautore, un amico. Ormai ci conosciamo Sì, da un sì, po', sì. musicalmente parlando e non solo. Oggi è qui per presentarci un progetto notevole. Sì, Sono 25 anni di attività Sì. musicale. Sì. Ascolteremo dei brani e ti vedremo anche all'opera. Sì, Live. sì, live, sì, faremo un brano Mm. live, insomma, anche con le ragazze qui. E poi ho portato qualcosina, sicuramente il nuovo singolo che sta già comunque girando. Ok. E poi c'è una cosina particolare. Il disco in realtà, oltre al singolo nuovo, che è Mhm. l'unico, diciamo, tra i 10 brani presenti, è l'unico brano inedito in realtà. Ok. Poi c'è qualcosa il resto sono tutti brani che avevo già inciso qualche tempo fa nei dischi precedenti. Ah. Ma che ho voluto insieme alla band nuova e insieme a una metodologia nuova di registrazione, ho voluto riproporre in un'altra chiave dandogli un vestito diverso. Ok. Per un po' per rinnovarli, un po' per fare un'esperienza anche nuova, ecco. Quindi è una raccolta rivisitata Esattamente. più delle novità. Più un inedito, sì, esatto. E oggi lo ascolteremo l'inedito? Oggi lo ascoltiamo anche perché sta già girando su Facebook, Ok. l'avevo già postato come anticipo, diciamo, del... È quello che ci farai sentire live oppure abbiamo No, il brano? abbiamo il brano in MP3, lo possiamo ascoltare. E allora se ti va io ti direi ascoltiamocelo. lo ascoltiamo subito, benissimo. Qual Allora, è? il Fammi- brano è Un nuovo giorno, Che è questo qui. questo qui Adesso vediamo come fare per farlo sentire, ma in qualche modo sicuramente ce la faremo. Sai che la tecnologia può essere amica, ma a volte anche no. anche sì, no, ma non è un complicata. problema. Questo è anche il bello della diretta. Assolutamente. Abbiamo fatto tutto in 5 minuti. Sì, sembra che si sia aperto e quindi Bene. direi che possiamo ascoltarlo. Ascoltiamo. Ce lo sentiamo? Ce lo sentiamo. Intanto che va questo brano che si chiama, ricordiamolo, Un Un nuovo nuovo giorno, ci vediamo un po' di immagini di Magia d'inverno che poi ci ospita qui tutti i fine settimana. Questo è il brano di Andrea Cia. Quanta gente in questa via va veloce e va da chi l'aspetta. Quanti sguardi intorno a me che si incrociano e si dissolvono in fretta. Quante cose da capire, quante cose a cui pensare, ma io quanti vuoti da riempire, quanti pesi da lasciare, ma io sto bene qui, così che mi sento adesso. Sto bene qui, così un nuovo giorno inizia. È quasi sera in questa via, poca gente c'è che già torna a casa. Quante luci intorno a me che si accendono
cose da capire, quante cose a cui pensare, ma io, quanti vuoti da riempire, quanti pesi da lasciare, ma io sto bene qui, così che mi sento adesso. Sto bene qui, così un nuovo giorno inizierà. E sta ancora luce d'ombra. Sarà l'alba al tramonto del mare. Sono solo in questa via, solo io con me. Sto bene qui, così. Sto bene qui, così. Andrea Cia, un nuovo giorno. Questo è il brano che ci siamo appena ascoltati. Sì. Bello, mi piace. Grazie. Ho sentito anche una rullata importante della quale abbiamo parlato, no, qui in diretta poco fa. Sì, Lui però non si vede, ma c'è. È scappato. No, a proposito devo dire una cosa seria. Sì? Stranamente. No, ma ci sta, anzi, Devo dire figurati. una cosa seria, che quando prima dicevo che è stato fondamentale l'aiuto anche di certi professionisti, no? Per Certo. realizzare questi progetti, e anche per quanto riguarda l'intelligenza nel fare la cosa giusta al momento giusto, no? Chiaro, E chiaro. questo passaggio di batteria qua è proprio l'emblema di quello che sto dicendo adesso. Cioè lì ci stava quello ed è stato fatto quello. Perfetto. Quindi più ti porti appresso gente che come nella vita, come nel lavoro normale, cioè ognuno Certo. il suo lavoro, ragiona con quello che fa, e più le cose vengono meglio. Sai che non è una cosa facile, peraltro. No, non è perché- neanche scontata. No, appunto, uno spesso magari un musicista, un cantautore come te ha in mente già il brano anche se non è finito, o meglio è finito musicalmente nel senso Certo. che tu hai già l'idea di quello che ne deve uscire, ma non è detto che il musicista che tu chiami a partecipare Assolutamente. all'album abbia quella sensibilità che rispecchia poi l'identità e l'anima della canzone. È vero, è vero, è vero. Si trovano tanti turnisti preparatissimi, Certo, bravissimi, che però sono solamente dei tecnici. Assolutamente, sì. E lì poi è a discrezione, no, del musicista, di quello che sente suonando. Certo. Dico forse una brutta roba, ma è un po' un terno al lotto, no? Mm. Per chi è il proprietario del progetto, è un po' un terno al lotto quando fai queste cose. Tanti anni comunque che conosco i ragazzi che suonano con me, avevo delle certezze, quindi non sono andato ad occhi chiusi, ecco. Certo. Quindi insomma ho scelto bene le mie pedine, voglio dire, nel senso, pardon, mi scuso per questo No, termine, ma è bello pedine, era dai, per, insomma. era per rendere un po' l'idea, no? Ho scelto bene i ragazzi. Vedi la pedina che cammina fuori. No, mi Guarda, scuso con chi guarda. ci guarda, ma chiaramente noi abbiamo una visuale molto ampia di quello che c'è qui davanti, e il nostro Filippo è una di queste visuali. Meraviglioso, peraltro. Chissà se entro la fine della diretta riusciremo a portarlo dentro, A anche a far due fare ciao. ciao. ma così. no, lui dirà ciao mamma. Ecco. E basta. Solo questo è- quello, ciao, vabbè. mamma. E mi ha detto che Melita, deve io dirmi- scusami, non so se ti vedono in realtà. Si Ma vede non Melita? importa. Eccola Sì, lì, eccola lì. c'è Melita. Ci c'è. sono, ci Allora, sono. comunque succederà una cosa tra poco, voi canterete, suonerete un brano, io mi Sì. sposterò, quindi la visuale sarà più ampia per Le tutti. vedremo, le vedremo. Assolutamente. Una domanda volevo Sì. farti, se posso. Abbiamo parlato di queste pedine, tra virgolette, Sì. quindi questi musicisti che ti hanno
aiutato nell'arrangiamento e comunque Sì. nella realizzazione del tuo album. Sono gli stessi che poi ti accompagnano anche in live? Assolutamente sì, e c'è un motivo ben preciso del perché di questa cosa, e che a differenza degli altri miei album, questo è Sì. il aspetta che ho perso il conto, 1, 2, 3, 4, quinto. Ok, beh, insomma, Ok. bene. A differenza degli altri album, in studio ho chiesto, nello studio dove siamo andati a registrare, che è l'Angel Swing Studio di Nico Odorico e Monica Zinutti, che saluto e ringrazio. E c'era la possibilità, proprio a livello strutturale della struttura, di registrare in presa diretta gli strumenti base, cioè Ok. voglio dire basso, batteria, chitarra, tastiere. È stata fatta una presa in diretta come se fossimo in un live. in Esatto, realtà. ecco, lo diciamo anche per chi magari non è Esattamente, tecnico in questo esattamente. mestiere, no? Quindi tutti suonano contemporaneamente. Esattamente, ecco. esattamente. E l'idea che volevo era realizzare un disco che fosse molto, tra virgolette, sincero, no? Chiaro. Il metodo più vecchio di registrazione era quello di registrare la batteria, il basso, la chitarra una alla volta, no? Singolarmente. Singolarmente, e poi si componeva tutto. E qui ho chiesto di poter fare questa cosa, visto che la struttura lo permetteva. Certo. Ovviamente i titolari dello studio, che è gente comunque molto molto preparata, mi ha detto certo, come no, ma scherzi, si può fare assolutamente. Anche perché, permettimi una digressione, i vecchi dischi, vecchi si Sì, facevano così. Si facevano così. Ok. E con E dei c'era mixer, voglio l'anima dire, che no? girava, capisci? sì, no, sì, effettivamente sì, sì. con tecnologie che oggi non abbiamo. Non abbiamo. C'erano Eppure suonavano da paura. I Beatles agli Abbey Road registravano con 4 piste, con 4 canali. Esatto. E poi lì si inventavano il mondo per fare, no? Poi Infatti- piano piano, per dare valore a ogni singolo strumento, si è iniziato appunto a registrare separati Singolarmente, sì, gli sì, strumenti. sì. E poi messi insieme, per carità, il prodotto funziona, ma Assolutamente. effettivamente a volte manca un po' di identità, di anima. Sì, perché il suonare guardandosi negli occhi mentre lo si fa con il tuo compagno di palco o di studio è una cosa diversa da suonare Certo. da solo, no? Un po' di emozione viene riversata poi su quello che è registrato. Certo. Assolutamente. Io mi ricordo una grande cantante, dico un nome a caso, una certa Mina. Hai detto niente. Per dirne una, lei ci tiene a registrare proprio il primo take così come lo fa. E lo tiene. E lo tiene. Lei di solito stona poco. Beh, Ok. insomma, No, però magari c'ha quell'imperfezione che però a lei piace. sì, diciamo che Perché fa parte proprio del cuore della canzone in quel diciamo che momento. un po' piano piano, anche per esempio c'è stato il ritorno un po' del vinile ultimamente, no? Assolutamente Sono sì. state fatte tante ristampe con vinile. Diciamo che un po' piano piano stiamo ritornando lì. Non torneremo completamente lì, perché purtroppo la massa richiede, no? Ascolto il disco, deve essere tutto perfetto, a Esatto. costo che sembri meccanico, ma deve essere tutto perfetto. Anche finto più che Anche meccanico finto, a volte. ecco. E quindi questo un po' ci gioca a sfavore, ma io sono un po' per la genuinità delle cose. E io poi ti stimo per questo, lo sappiamo, il mercato discografico spesso impone delle regole Assolutamente. che non sono prettamente musicali, No. sono No. legate a un mercato, alla vendita e tutto il resto. Certo, Quindi assolutamente. spesso si trovano album diversi di artisti diversi con gli stessi identici suoni e uno dice ma come mai? Ma È esattamente così. chi è lo stesso batterista che suona con tutti? No, non è Esattamente così, così. è proprio il suono che viene in gergo si dice campionato, Esattamente. quindi, e utilizzato poi per diverse cose. Sì. Mi piace la tua idea di mantenere uno stile che sia riconoscibile. Sì, o almeno ci provo, insomma, adesso poi tra il dire e il fare e il No, riuscirci, per carità, insomma, per carità. Però è stato l'obiettivo era questo, ecco, in particolare per Assolutamente. questo disco qua. Allora, io ti farei una proposta, se Sì, posso. sì. Mi ascolterei un brano che in questo caso non è tuo. Certo. Ok. Va bene. Noi siamo comunque, lo ricordo per tutti, in diretta sia video che radio. Quindi un saluto va doveroso anche agli amici di RC Radio. Ci ascoltiamo una canzone di Loredana Bertè. Non ti identifica assolutamente, ma No, però è anche un per noi artista. questo è mercato, lo dobbiamo fare. Certo. Dopodiché rientriamo in diretta, continuiamo a chiacchierare con Andrea Cia e i suoi ospiti e poi ci ascoltiamo. Vedi tu se il brano è in diretta o l'altro. Va bene. Siamo a disposizione. Va bene. Rimanete Grazie. con noi, a tra poco.
me Sanremo 2019, dopo un po' inizio a parlare anche bene. Era il 2019, il Sanremo il suo quarto posto, chissà se ci sarà anche al prossimo, manca poco, Siete pronti voi per Sanremo? Ci andrai forse un giorno? No, la vedo un po' dura, lì entrano in gioco altre cose, ecco. Ti faccio sentire un altro brano intanto che forse conosci, forse. Vai. Non ha di certo bisogno di presentazioni, ma va detto comunque. Michael Jackson, Smooth Criminal, meraviglia. Sì, qua siamo di fronte a un gigante. Già. Al di là di tutte le polemiche che sono sorte negli anni, però insomma. Oh beh, ma di quelle sai che ormai sì, poi ci si lì, deve insomma, abituare. I fatti, qualcuno li saprà, ecco, voglio dire, però a livello artistico è stato veramente un gigante enorme. Guarda, ti scontrerai anche tu con le polemiche tra poco quando diventerai famoso, vedrai che poi è normale. Sì. Normale. Io ormai continuo a sostenere che bene o male non importa, basta che se ne parli. Sì, da un certo punto di vista sì. Poi troppo male magari no. Troppo male no, vero, però. Insomma. Però sì, alla fine fa parte della pubblicità anche questo. Certo. Ritorniamo in diretta, quindi siamo già in diretta insieme ad Andrea Cia e le sue ospiti, Melita... E Cristiana. E Cristiana, perdonami, io ho una memoria che va da qui a prima. Cioè, ogni tanto mi sveglio la mattina e non so chi sono. Cioè, è un dramma. Lì il problema è la sera prima. ma magari fosse per quello, almeno avrei un motivo plausibile. Invece no. No, forse sono troppi i nomi e le cose che uno deve ricordare sempre. Poi c'è una selezione naturale che non faccio io, fa proprio il cervello. Così, non c'è niente. Mi devi perdonare. Tranquillo.
scusami, è l'età, probabilmente è l'età. Ritorniamo quindi insieme ai nostri ospiti per parlare di musica di qualità, perché Andrea Cia, come abbiamo detto, è un cantautore che sta presentando insieme a noi adesso il suo progetto che dura da circa 25 anni. Sì. Diciamo che sono nato musicalmente come tantissimi all'epoca, ti parlo come dicevo prima del 94, era un po' l'epoca del grunge, del post-punk, Certo. e tutte queste cose qua, e quindi musica, tra virgolette, mi perdoni, abbastanza semplice da suonare, Certo. ed era un po' una musica un po' per tutti, no? Mhm. A livello musicisti. Quindi io insieme a altri tre ragazzi formammo questa band e cominciammo nel Pordenonese a esibirci nei vari contest, concorsi locali, tutto quello che serve, e finché un giorno partecipammo a Musica Libera, che era un contest per, chiamiamolo così, di protesta contro i vertici SIAE, insomma, Certo. c'erano già movimenti quella volta, no? Figuriamoci. E Da quindi lì è solo peggiorata la cosa. Esatto, ma infatti. non facciamo polemica, Infatti, per carità. sono passati, sì, diciamo, c'erano questi 3 giorni non stop, quindi si suonava tutte le ore. Io mi ricordo, non avevo neanche, avevo 17 anni, neanche la patente, mi accompagnò su mio fratello. Andammo al Rototom di Gaio di Spilimbergo, Certo. famoso locale, no? E lì ci esibimmo con 80, c'erano 80 gruppi che si tenevano in 3 giorni, noi arrivammo ottavi Ah. e fummo selezionati poi per fare una serata per conto nostro lì nel locale. E da lì poi partì tutta una serie di concerti, di cose, insomma, andavano veramente bene. Poi, come in tutte le storie, come in tutti i gruppi, ognuno poi di noi 4 ha preso una sua strada. Chiaro. E ne uscirono 4 band diverse, ok? E così andai avanti. Insomma, il progetto solista vero e proprio è cominciato nel 2006. Ok. Perché solista? Che non è Se- poco comunque, No, già sono diversi assolutamente. anni. Solista perché? Perché all'epoca non c'era nessuno che lo faceva. Cioè, Mhm. all'epoca c'era la cultura un po' del gruppo, della band musicale. Certo. Vedere un cantante solista con band a seguito non era visto. Infatti, quando mi proponevo, mi chiedevano sempre: sì, ma il nome della band? No, non c'è un. No, Cioè, sono è io. Andrea Cia. Sì, ho capito, ma la band si chiama. No! Era difficile mettere in testa questa cosa ai gestori. Io immagino, prima o poi- però, avrei portato ai gestori, che ne so, De Gregori, De André. Ma in realtà- Chiedigli come si chiama la band a Esatto, De André. Cioè, esatto, forse esatto, no. esatto. Ma perché quando a livello culturale non l'ha vista la cosa, Certo. c'è poco da fare. Perché loro sulle locandine, sulle cose devono scrivere il nome della band. Certo, Cioè, certo. compartimenti assolutamente. stagni non se ne va Assolutamente, fuori. un po' adesso sai, sta andando parecchio, per esempio, sta andando un po' il discorso delle cover band, no? Certo. Adesso siamo un po' in quel periodo lì. Sono mode. Assolutamente. Vanno e vengono, è sempre stato così. Sì. Ascolta Andrea, visto che abbiamo tempo e sono quasi le 18, Sì. ci vuoi far ascoltare un altro brano, ma questa volta Sì. live? Va bene, va bene. Voi va forse bene. non lo vedete, ma lui ha la chitarra in Sì, mano da sì, quando va. abbiamo iniziato, è lì, è pronto. C'è qua la mia signorina. Esatto. Allora adesso ci riorganizziamo come abbiamo sì. fatto prima. Rubo io lo spazio per qualche secondo, di modo che riescano a spostarsi e gestirsi come Esatto. d'altra parte lo vedete anche voi, o forse si vede poco, ma lo spazio qui è veramente angusto. Siamo in tanti e siamo in uno spazio strettissimo. Questa casetta è un 2 metri per 2, lo diciamo, e siamo pieni di cose. Non sono 2 metri per 2 liberi, sarebbe bellissimo e meraviglioso. Allora, alla voce, sono queste due meraviglie che faranno da coro in questo caso, vero? Sì. Diciamo che loro fanno parte della band. Ok. Ovviamente. C'è Cristiana. Fa, diciamo che è più per la parte del corista, diciamo. Ok. Mentre Melita, oltre ai cori, l'ho, diciamo così, ingaggiata Sì. anche per poi cantare alcuni brani, tra cui anche di quelli che ho scritto io in sostanza. Mi hanno Infatti dato nel disco quest'arduo nuovo ci compito. Hai capito? Beh, devi Infatti- esserne fiera e felice. Certo, che sai ansia che... Vabbè, No, l'ansia è no. il problema minore. E quindi ho scelto per lei un brano che avevo scritto qualche tempo fa, e per la sua voce mi sembrava più corretto, e lo Certo. sentiremo dopo, no? Con il file MP3 che ho Ok. portato. E mentre adesso eseguiremo un brano che è il brano per cui mi conoscono di più, Sì. ecco, e che mi ha portato un sacco di fortuna. Il brano si intitola Magica e
quando mi dici Io guarda, possiamo partire. devo solo fare una cosa di questo tipo, mi sposto. Ok. Ho messo un po' di effettino di riverbero Ok. perché mi sembra anche giusto. Quindi se mi sentite parlare adesso non sono il Papa, ma è proprio perché Andrea deve suonarci questo pezzo e un po' di ambiente ci sta. Mi sposto così vi lascio lo spazio. Ok. In bocca al lupo ragazzi. A pensarci bene non lo so cosa è meglio fare e cosa no. Metto quel che trovo, tanto non mi muovo, resterò a guardare la TV. Joe mi chiama e chiede hey che fai? Non mi dire che rimani a casa, dai. Fuori è freddo e poi piove da 2 ore ormai. Ma dove voglia andare io non lo so. Ma lui dice che sarà la notte magica, forse unica, piena di gente, di musica. Credimi, davvero sarà magica, forse unica. Tanto domani è domenica. Credimi, davvero lo sarà. E salgo in auto e chiedo che si fa. Joe mi dice andiamo un salto al bar. Gli altri sono lì, dai sbrighiamoci. Sono al banco che ci aspettano. Ciao ragazzi, siamo tutti qui. Cosa bevi? Dammi un po' di gin. Tutti ridono, gli altri suonano. Forse ho fatto bene a uscire un po'. Ma lui dice che sarà la notte magica, forse unica, piena di gente, di musica. Credimi, davvero sarà magica, forse unica. Tanto domani è domenica. Credimi, davvero lo sarà. Ma spettacolo! Andrea Cia e la sua Grazie. magica. Grazie. Bravi, davvero. Allora, mi hanno detto da fuori Sì? che ascoltavano la nostra diretta con le cuffiette che si sentiva anche bene, vero? Sì, vediamo, adesso sono impegnati. Ragionier Filippo, vediamo. Sì. Dicono che si sentiva bene, che lo sta sentendo in ritardo lui, vabbè, giustamente perché per chi non lo sapesse la nostra diretta ha qualche secondo di ritardo fisiologico dovuto proprio allo streaming, si chiama così oggi, no? Questa cosa meravigliosa. Va bene, lui dice sì, ancora Non lo le vedo cose convinto. vecchie. Ma è il brulè quello lì che fa l'effetto così, il brulè. Sì. Ah, state bevendo brulè e non offrite? Male, malissimo. Licenziati entrambi, basta. Cambiamo batterista per Andrea Cia e Isabella, che voi non avete visto, non vedete, la licenziamo. Non farà mai più la radio in vita sua. No, scherzo. Andrea, vuoi tornare vicino a me? Sì, Ti arrivo va? subito.
Ok, rifacciamo il cambio fisiologico di nuovo come prima, quindi le donne tornano indietro, Andrea ritorna al Esatto. microfono principale, Vale, si eccoci ricuffia anche lui. Mi ricuffio. Tra l'altro bravo, siete siamo. riusciti a suonare e a cantare senza le cuffie, senza un ascolto fatto bene. Sì. Insomma, devi un attimo, con gli anni, devi un attimo imparare a Giusto, abituarti giusto. un po' a tutto, no? Vabbè, adesso la tecnologia c'è, ma una volta si suonava molto certo. unplugged, ma senza strumenti proprio, Certo, senza l'ausilio di attrezzature, apparecchi sonori che adesso ci sono gli in-ear monitor, le cuffie, tutte queste cose che ti permettono di ascoltare la musica perfettamente, una volta no. Diciamo che anche sul palco la tecnologia ha aiutato molto. Ci sono Certo. stati parecchi problemi a livello di udito per quanto riguarda tanti cantanti famosi, Sì. dovuti ai monitor spia che c'erano una volta sul palco. Ne ho Adesso- conosciuti parecchi che ecco. oggi sono sordi, magari sono musicisti degli anni 70. Lo stesso cantante degli AC/DC, per esempio, ha avuto come grossi no? problemi anche lui. E adesso con la tecnologia, col discorso degli in-ear monitor, si riesce a salvaguardare un po' di più quello che era l'apparato uditivo. Minchia, Esatto. come sto parlando? No, parli molto bene, sembri quasi un musicista vero. È vero, No, è vero. scherzo. E No, quindi, sai, io insomma, ho conosciuto dei musicisti degli anni 70 e soprattutto i batteristi erano compromessi. Sono Sì. oggi compromessi perché all'epoca non esistevano gli impianti audio come li conosciamo Certo, oggi. certo. C'era l'impianto voce. esatto. Quindi da lì usciva solamente la voce. Esatto. Tutto il resto erano amplificatori, muri di amplificatori che di solito erano dietro al batterista. Esattamente. Quindi questo poverino, oltre a suonare già uno strumento rumoroso di per sé, aveva anche questa pressione sì. sonora incredibile nelle orecchie. Assolutamente, questo a lungo andare crea sì, problemi. sì. Quindi oggi, se vogliamo, siamo anche fortunati. Sì, io dico sempre, la tecnologia, se usata per quello a cui serve, Esatto, voglio dire, sì, crea sì. benefici. Poi ovviamente c'è chi fa gli usi più smodati, più, E più impropri, più ma non impropri, importa. Ma comunque, vabbè. Vorrei invitarti, Andrea, se hai ancora qualche istante, per Sì. salutare gli amici di RC Radio, Assolutamente. gli amici di Veneto Globe Sì. e anche tutti quelli collegati sui social, su Facebook. In questo Assolutamente. caso sono davvero tanti che hanno seguito questa diretta. Ma mi fa piacere, io saluto e ringrazio tutti e soprattutto per la possibilità che mi hai dato in questo Ma caso. ci mancherebbe. ok? Anzi, io ti faccio già una promessa sì. anticipata. Sì. Dopo il periodo natalizio, quindi dopo l'Epifania, gennaio, febbraio, poi ci organizziamo. Sì. Vi ospiteremo anche in studio, Oh, quello bene, vero bene. che abbiamo, Bene. vero, Ok. cioè, non in una casetta così. No, vabbè, insomma. Così facciamo un'altra chiacchierata. Dicevo prima, è molto carino anche qui, insomma, abbastanza intimo, no? È caratteristico, caratteristico, sì, fa Natale un po'. Fa Natale, Manca bravo. l'albero, però. Manca È l'albero. vero, è vero. Sai, mi hanno promesso che avrebbero messo gli addobbi, non l'hanno fatto, quindi qui, Isabella, potevi pensarci tu però, Ecco, lei è fuori, dice se lo sapevo prima potevo anche venire a farlo, no, giustamente non lo sapevi. Adesso che lo sai, poi... No, scherzo. Tanto non ti sentiamo, è inutile che parli. Cioè, io ti leggo il labiale. Lo so. E lei beve brulè, va bene, no, ma è bello anche così alle casette, al villaggio di Natale. Noi invitiamo sempre tutti a venire a San Vendemiano perché ci sono tante cose. Certo. Le casette, c'è la tensostruttura con la pista, con i giochi per i bambini, quindi un sacco di roba. Oggi c'è anche Andrea Cio, quindi motivo in più per venire a trovarci. Vero, Non staremo qui ancora per molto, io credo che avremo ancora una ventina di minuti Sì, al sì, massimo sì, a sì, disposizione. va benissimo. Detto ciò, giusto per lasciare un po' di spazio alla musica, Sì. non solo quella di Andrea Cia, tu mi Certo. devi perdonare, io No, farei ma sentire scherzi. anche tutto il tuo album, ma Ma è giusto scherzi. che lo compri, no? Esatto. Perché non possiamo far sentire tutto. No, Ci certo. ascoltiamo ancora un paio di brani qui su RC Radio e su Veneto Globe e poi rientriamo in diretta con questi ragazzi meravigliosi. State con noi! As Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you
pictures that you left behind, or just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. Always, if you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face. There's no price I won't pay to say these words to you. Well, there ain't no luck in these lonely days, but baby, if you give me just one more try, we can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines. Yeah, we'll love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. Always, I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burn, and the words don't cry. When I die, you'll be on my mind, and I'll love you Anche Bon Jovi mi hanno detto che era da un po' che qualcuno non ascoltava questo brano, vero? Sì, io è da veramente tanto tempo che non sentivo Bon Jovi, che è sempre stato un artista tosto, no? Sì, insomma, quindi c'ha il anche- suo perché. C'ha il suo perché, assolutamente, sempre, sì. Allora, questa era Always, quella che ci siamo ascoltati, come Always è quello che noi auguriamo a Andrea Cia. Always musica tutta la vita Beh, speriamo, insomma, dai. e cose belle, dai. Dopo 25 anni io già sento che sei arrivato a un livello molto buono. Allora, io sì, sono contentissimo di questa cosa qua. Tra l'altro, tra un po' mi concentrerò anche per comunque scrivere sempre canzoni, ma Certo. non prettamente per me stesso, insomma, ecco, io sono accompagnato da Melita e Cristiana non a caso, nel senso Certo. che adesso con Melita stiamo per affrontare l'idea intanto Ecco, ma a piccoli di un passi, di no? un lavoro
di un lavoro discografico per lei, quindi vedrò di... Giunge nuovo anche a me questa cosa. quindi vedi bene, vedi la bene, sorpresina? bene. Insieme anche con Filippo vedremo di costruire scusate, qualcosa ad hoc per lei, perché io comunque ne ho fatto un bel po' di cose, no? Che Certo. penso sia il momento un attimino di cambiare, no? Di fare qualcosa di nuovo anche per me stesso, cioè una cosa nuova che non ho mai fatto è proprio questa. E perché Melita? Perché Melita innanzitutto è giovane, Certo, se lo può permettere, se lo può diciamo. permettere, ne ha da dare e di esperienza da fare. Chiaro. Assolutamente. E quindi credo per lei possa essere una buona cosa anche cimentarsi in qualcosa, no? Magari anche un po' più suo. Perché diciamo. no? Perché no? E via dicendo, insomma, io spero di portare a termine questa cosa assolutamente, ma ne sono sicuro, cioè non ho dubbi. Ecco, io per dire, se voi siete qui non è a caso, nel senso che ci conosciamo già da un po'. Sì, sì. Mi permetto di dire che siamo quasi amici tutti quanti, sì, no? sì, Quasi. certo. No, per dire, non volevo esagerare, che poi dicono, ecco, questo chiama gli amici, non chiama gli altri. No, esatto. non è vero. Però in questo caso sì, lo siamo. Melita la conosco da veramente tanti anni. Certo. Era una bimbina quando ci siamo Bimbina. conosciuti, È vero, sì. è vero. E già aveva una gran voce, già cantava Sì, in un sì, certo sì, modo. sì, L'ho sentita migliorare, crescere, quindi questa cosa che tu mi dici adesso mi fa solo che piacere. Certo, ci daremo da fare, ecco, dai. Secondo me ce la possiamo fare. Ma guarda, io siccome allora io come vedi ho qui mia nipote, no? Certo. Io generalmente con mia nipote scherzo sempre, ho abbastanza un rapporto che ci prendiamo in giro. Adesso per fargliela proprio track lì così, Ecco. io ti inviterei a fargli una domanda, così lei che è timida si sblocca una domandina. Una domanda a bruciapelo così. Così. Allora aspetta che ne penso una seria. Come stai? Sono abbastanza infreddolita, Oh sinceramente. no, mi spiace. Noi No, per scaldarci scherzo, abbiamo a parte solo questo una bene. lampada qui dietro. che Esatto. lascia il tempo che trova, però insomma si sta meglio dentro che fuori. Ecco, questo no, sicuro. lei è No, bene, dai. Bene. Lei sicuramente è la più piccolina, diciamo così. E allora sentiamo anche da lei, Sì, no? A sì, questo sì. punto, da dove nasce la tua esperienza musicale? Come inizi ad avvicinarti alla musica? Ma sinceramente penso sia, tra virgolette, colpa sua. No, è colpa, si chiama proprio colpa, lo dico sempre io. E sono ormai 4 anni e mezzo, 5 che prendo lezioni di canto. E sì, niente, alla fine. Questo Giustamente. Sono 2 annetti circa. Sì, che fa parte della Che band. collaborate, bene. Sì. C'è stato, scusami che ti interrompo solo un attimo, c'è stata la necessità comunque di farle sorpassare uno scalino non indifferente, che è quello del contatto col pubblico. Certo. Che a livello emotivo mette in croce parecchia gente. Come no? Me compreso quando ho cominciato. E il modo, conoscendola caratterialmente, il modo migliore per lei era proprio prenderla, metterla su un palco, canta Vai. e basta, è Certo. finita lì. E Quel famoso schiaffo, no? Esattamente. Ci ha messo un attimino a ingranare, però poi giustamente ha ingranato, adesso sta andando molto bene. Pian pianino. Ti sta facendo dei complimenti, ha detto che Sì, ti prende è in strano, giro, però in infatti- questo caso mi infatti sembra domani sincero. piove, domani piove. Forse nevicherà, Nevica, esatto. nevica. No, mi fa assolutamente piacere questo, anche perché quando nascono queste collaborazioni, anche in famiglia, Sì, certo, sono assolutamente positive, perché si crea quel gruppo assolutamente sì. tra amici, familiari, eccetera, che fa proprio unione Certo, nella band, ed è indubbio, fondamentale. è indubbio comunque che tutte le cose devono essere fatte perché le si sente di farle. Voglio dire, non ho costretto Cristiana a cantare, Chiaro, ecco, chiaro. non ho costretto a cantare. Lei aveva sempre la passione del canto, era sempre che cantava, c'era sempre questa cosa qua, e a un certo punto le ho detto: senti, ma per fare un po' di esperienza perché non ti Certo. unisci a noi, no? Magari inizialmente con particine piccole, cose insomma semplici, adesso Chiaro. invece sta macinando, insomma sta andando avanti, no? Ecco, io so un'altra cosa interessante. Io non sono mai salito sul palco insieme a voi perché non faccio il musicista. L'ho fatto quando ero giovane e bello, ma non Vedi, importa, questo fa parte del passato. Però so che hai coinvolto una persona per i tuoi concerti, una persona che usa la voce in un certo modo, che sa, che è uno speaker bravissimo. Sì. Volevo arrivarci per forza. Ecco, guarda, mi hai lanciato un sassolino interessante. Ecco, Nel ecco. senso Parlacene. che sì, volevo precisare una cosa. Allora, io ultimamente
per scelta Sì. ho voluto realizzare solo delle date dei concerti all'interno di vari teatri o piazze comunque, quindi ho messo un po' da parte, nessuno si arrabbi per l'amor di Dio, ho messo un po' da parte quelli che erano i locali, Certo. eccetera eccetera. E questo perché volevo realizzare uno spettacolo che non fosse solo musicale. Chiaro. Questo comporta magari, che ne so, l'ingaggio di un corpo di ballo, Chiaro. altre cose, tra cui anche, vediamo un po'. anche l'utilizzo di video, audio, e in particolare audio. Ho assoldato, perché me ne hanno parlato bene, un certo giovanotto che è qui davanti a me, ero io? che mi sta Ma intervistando pensa un po', e che prima di alcuni brani ha registrato delle parole, delle frasi inerenti al brano, e devo dire che hanno fatto un certo effetto, Mi assolutamente. fa piacere, Sì, mi fa piacere. Ecco, io non ho mai avuto occasione, in realtà me ne scuso anche, ma tra i vari impegni è sempre difficile combinare. Certo, Sarei voluto venire volentieri, ma non Certo. per me. No, beh, chiaro. perché- Beh, ma c'è ancora tempo, Ma ce la assolutamente, facciamo io ancora. prima o poi vedrai che arrivo. No, perché giustamente come a te hanno parlato di questa certa persona, Certo. anch'io ho sentito molto parlare, quindi poi sai, dal momento in cui si collabora, Certo, è chiaro certo. che fa ancora più piacere, Beh, se per mancherebbe forza, altro. per forza. Chissà che da qui in avanti possano nascere tante altre ma collaborazioni, perché no? cose Perché no? belle. L'ultima cosa che ti chiedo, che mi sembra importante, ho sentito dire che tu non hai realizzato un CD in questo caso, quindi un disco Sì. vero come ormai siamo abituati a vederli. C'è una novità. Sì, c'è sta cosa che mi era venuta in mente di fare, invece che il CD fisico, di realizzare una chiavetta USB. Ci sarà questo packaging, questa confezione con all'interno la chiavetta con i loghi, eccetera eccetera. All'interno della chiavetta si potranno trovare, oltre che i brani ovviamente, Chiaro? si potrà trovare un'intervista realizzata con una giornalista, legata sempre allo studio di registrazione. Ci saranno delle foto, delle cose insomma, e ci sarà anche poi la copertina vera e propria, con tutti i testi, tutto quanto, Certo. in modo che qualcuno, se vuole stamparsi la copertina e farsi CD, lo può fare da solo Autonomamente, senza nessun bello, problema. bello. La copertina è realizzata da Marianna Tona, che saluto, una giovanissima ragazza molto brava nel disegno, e ha realizzato questa copertina, quindi ho cercato di coinvolgere più giovani possibile. Mi sembra giusto, no? È una cosa bellissima quella che fai. Quindi ecco una novità assoluta, insomma, per carità, non ci inventiamo nulla. Niente di nuovo, Però qualcosa in di questo diverso, caso, no? Qualcosa di diverso, sì. Quindi non solo le canzoni, anche contenuti multimediali Esattamente, di vario genere, le foto, Esattamente. i brani audio chiaramente, l'intervista e la copertina. Come successe, come fu al tempo tra l'audiocassetta e il CD, diciamo Certo, così, ecco. certo. Io credo, bene o male, sarà un po' più dura in questo caso, ma ci sarà un passaggio generazionale anche in questo senso. Assolutamente. Ci vogliamo ascoltare ancora un brano dei tuoi? Sì. Ecco, il brano che sentirete adesso lo canta Melita, ed è il brano che io avevo scritto poco tempo fa, molti anni fa, scusate, Melita, e all'interno del quale c'è anche una bravissima violinista, giovanissima, anche lei 14 anni, Però. Ludovica, che insomma ha dato quel tocco in più a questo brano, piano e voce e violino. Fantastico. E allora ce lo ascoltiamo. Questo è Dal cielo dei ricordi di Andrea Cia. Gocce di un passato che ricadono e pungono la mente ed anche il cuore dentro me. Cadono dal cielo i miei ricordi come immagini sfocate ad aggiornare le ferite che si erano nascoste grazie al tempo che complice le portava via da me. Ma a volte ancora oggi dentro i sogni le ritrovo, non mi lasciano fuggire via. Ma tu, ora che non vivi più qui, non dimenticare che io non mi arrenderò. Tu, ora che non vivi più qui, non lasciarti andare.
Credi che sia facile sorridere a qualcuno mentre tutto sembra non esistere? Certo non è semplice fare i conti col destino che si prende gioco di te. Cerco negli sguardi della gente un po' di luce per poter sperare che quelle immagini sfocate si trasformino in ricordi e col sorriso mi parlino di te. Ma tu, ora che non vivi più qui, non dimenticare che io non mi arrenderò. Ma tu, ora che non vivi più qui, non lasciarti andare, no, non ti preoccupare per me. Ora che non vivi più qui, non dimenticare che io non mi arrenderò. Ma tu, ora che non vivi più qui, non lasciarti andare, no, non ti preoccupare per me. Ce lo siamo ascoltati dal cielo dei ricordi di Andrea Cia con però la voce di Melita. Di Melita, sì. Sei felice, Melita, di questa cosa? Sono molto felice anche perché era la mia prima esperienza in studio, è stato bellissimo. Studio, tra l'alro, fighissimo. Super neanche a studio, dirlo. l'abbiamo capito che era tanta roba, quindi assolutamente. proprio bello, sì. Bene. È stato emozionante. Io sono molto felice di aver intervistato e ascoltato le parole di Andrea Cia, sia per lui che per le cose che hai detto anche riferite a Melita, o comunque ai giovanissimi che non dico stai lanciando, però che comunque coinvolgi in modo che possano affrontare un futuro musicale importante. Certo. È bello che capiscano anche loro, che si trovino di fronte a una realtà, insomma, che esiste, che c'è, che possono approfondire anche loro, al di là dell'esperienza che possono fare con me, ma la possono fare con chiunque altro. Guarda, come un po' in tutti i mestieri, è sempre più difficile entrare in un certo modo, in questo caso nella musica, quindi avere qualcuno che ti spinge o che ti accompagna in questo caso certo, e è tanta roba. mi permetto al volo una cosina velocissima. Bisogna, tanti dicono sì, vado a fare il musicista, il successo, quel che là e questo e quell'altro. Allora bisogna distinguere uno cosa intende per successo. Certo. Per me quello che ho fatto con i dischi, con il discorso della beneficenza insieme a, perché collaboro con un'associazione solo per il bene e i bambini a Casa del Sorriso, per regalare a loro delle cose, insomma ho unito l'utile al dilettevole. Certo. Per me io un successo l'ho raggiunto, inteso in quanto tale, no? Chiaro, ho capito perfettamente. Tutto qua, insomma. Mi piace sentirti parlare perché ci sento proprio un trasporto particolare. Sì, ma questo è quello che mi ha portato avanti fino adesso, insomma. E ti auguro di continuare così per altri 100 anni, almeno, perché ti voglio intervistare ancora. Va bene. Allora io devo ringraziare Andrea Cia per essere stato con noi, grazie Cristiana, grazie Melita, grazie Filippo che è qui fuori, io gli faccio ciao con la manina, lui dice ciao mamma da fuori, un saluto anche a Isabella che è venuta a seguirci al di fuori della nostra casetta. Noi per questa puntata abbiamo finito, ma l'appuntamento per Veneto Globe e RC Radio rimane per la prossima settimana e anzi oserei dire per l'anno nuovo. A sto punto
perché mancano veramente pochi giorni alla fine di questo 2019. E a tal proposito, magari insieme a voi direi di fare un augurio Assolutamente. a tutti quanti di una fine anno meravigliosa e di un inizio 2020 che sia spumeggiante per tutti quanti. Assolutamente. Chissà che il nuovo anno, tra l'altro 2020, 2020, chissà che porti tante belle cose a tutti. Lo speriamo davvero anche in campo musicale, in tutti i settori. Ecco. Per tutti. Più ce n'è, meglio stiamo, dai, siamo tutti più felici. Grazie ancora di essere stati con noi. Continuate a seguire Veneto Globe e RC Radio. Ci sentiamo e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao. Walks further down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip